qui dobbiamo capire da dove ha origine, dopo l'esperimento del Medioevo con le corporazioni di arti e mestieri, quindi di uno Stato distributivo, in questo caso, come inizia lo Stato servile nella stessa Europa, che si era allontanata dalla schiavitù, attraverso le corporazioni di arti e mestieri nel Medioevo cominciava ad abolire sempre più aree di schiavitù e come invece stava ritornando la schiavitù. Questo è un processo storico che Belloc lo può fare da storico, perché lui non è storico, invece lo dice qui brevemente, ve lo devo dire, perché le origini del capitalismo e quindi le origini dello Stato servile stanno qui. Allora Belloc individuava l'origine dello Stato servile, questa è la presentazione degli economisti italiani che fanno dell'opera di Belloc, poi vi leggerò direttamente qualcosa di lui. Belloc individuava l'origine dello Stato servile in Inghilterra e in alcune altre nazioni come allora, nel distacco forzato di un numero crescente di persone dalla loro proprietà. Un processo del quale Belloc indica l'avvio nella riforma. Riforma parliamo non quella protestante di Lutero, ma parliamo quella di Enrico VIII, della riforma, allorché i Tudor e i loro alleati aristocratici espropriarono non solo i beni dei monasteri, ma anche la proprietà di decine di migliaia di piccoli agricoltori, lasciandoli così bisognosi da renderli inevitabilmente dei destinatari della Poor Law, che sarebbe la legge dei poveri, dello Stato tudoriano e vittime del crescente dispotismo di questo Stato. I risultati, secondo Belloc, erano le masse senza proprietà, il proletariato. Vedete che ha un'origine storica, quindi l'origine dello Stato servile parte dall'Inghilterra dopo la riforma avviata e l'espropriazione dei terreni da parte della corona inglese contrapposta. Questa è l'origine dello Stato servile. Ci troviamo però in questa condizione di capitalismo. Allora cosa diceva? La rivoluzione industriale che è avvenuta nel 1700, dopo ecco anche la presenza così di scoperte, tra cui la macchina a vapore che hanno potuto anche produrre in modo quantitativo di massa il prodotto che prima era più artigianale, è stata frutto del capitalismo. Quindi bisogna averlo chiaro, perché molti spesso dicono che la rivoluzione industriale è un esito fatalistico. Avete capito? Non è affatto così, c'è una precisa volontà del capitalismo che ha prodotto la rivoluzione industriale. Dopo magari lo leggiamo meglio descritto da lui. Quindi non è affatto vero, è importante non scambiare l'effetto con la causa, perché si rischiano veramente degli errori non solo storici ma dogmatici. Quindi è il capitalismo la causa e l'effetto è l'industrialismo. L'effetto dell'industrialismo è il proletariato, quindi la causa efficiente è il capitalismo e abbiamo visto l'origine storica del capitalismo. Cosa diceva allora in quegli anni a seguito della lettura della Rerum Novarum Belloc? In verità diceva, noi non stiamo per raggiungere, e vedeva che c'era un avvicinamento verso il socialismo, quindi pensate che 4 anni dopo sarebbe stata la rivoluzione bolscevica in sostanza, ma già allora c'era uno spirito socialista, pensiamo al 1848, e non a caso lo scrive con in Inghilterra, con Engels, non a caso. In verità noi non stiamo per raggiungere la proprietà collettiva dei mezzi di produzione, ma ci stiamo rapidamente avvicinando alla instaurazione del lavoro obbligatorio per una maggioranza non libera di nullatenenti a beneficio di una minoranza libera di detentori di proprietà. Questo è lo Stato servile, quello che produce il capitalismo ed anche il collettivismo. Dico anche, lo dice qui, che questa tendenza si deve al fatto che l'ideale socialista, opponendosi, attenzione qui, e al contempo permeando, quindi avvolgendo la struttura del capitalismo, dà luogo a un terzo fenomeno molto diverso rispetto alle sue aspirazioni, e cioè allo Stato servile. Quindi vedete che il distributismo si pone davvero come non terza via, ma come alternativa al socialismo. Se pensiamo al fabianesimo, alla Fabian Society, no? Che derivava il suo nome da Fabio Massimo, detto il temporeggiatore, era un socialismo riformista, in cui si diceva
che l'economia non andasse massimalizzata attraverso la rivoluzione, per dire, ma attraverso le riforme tipo che so, luce, gas, attraverso riforme anche amministrative. E su questo si opponevano loro, perché non andavano a dare ciò che doveva essere dato, e quindi la proprietà al maggior numero di persone. Quindi erano, ecco, trasformismi. Quindi se pensiamo che dietro il fabianesimo c'erano personaggi come George Bernard Shaw, voglio dire, personaggi dove confliggevano, però era un dibattito che loro avevano in Inghilterra molto aperto. Ecco, noi non abbiamo vissuto il fabianesimo, quindi non sappiamo la nostra storia. L'istituzione servile scomparve lentamente man mano che si sviluppava la civiltà cattolica, e a dire la verità ha cominciato lentamente a ricomparire laddove la civiltà cattolica è retrocessa, quello che stiamo sperimentando. Era in via di formazione allorché lo smembramento della nostra civiltà europea, avvenuta nel XVI secolo, quindi riferimento alla riforma protestante ricordata, ne arrestò lo sviluppo, generando lentamente al suo posto il capitalismo, quindi dà un'ulteriore conferma. Quindi si tratta di libertà apparente, quella a cui noi stiamo vivendo. Lo diceva già allora un secolo fa. Non è vero che siamo una società democratica e libera, perché un conto è la libertà di parola, un conto sono le parole libere, non è un gioco di parole. E la libertà di parola è dire di quello che pensi, ed è una visione liberale della libertà che è. Ma le parole libere sono quelle agganciate alla verità, quelle sono le vere parole libere. Se ci siano tante parole che dicono delle falsità, non è la verità. La libertà deve essere agganciata alla verità.